Il progetto è nato poco prima del Covid, è un'idea che c'è sempre stata, quella di fare qualcosa con il territorio che avevamo, con la zona in cui stavamo vivendo e appunto forti della laurea in erboristeria di mia mamma abbiamo deciso di buttarci sull'ambito dei fiori eduli perché sembrava un mercato in espansione e in effetti lo è e quindi insomma c'è sempre stata la passione sia appunto per i fiori che per la zona in cui viviamo e coniugarla è stato solo il passo successivo. Ecco. Era partita appunto come l'idea solo di fornire la ristorazione, adesso invece che abbiamo appunto aperto il laboratorio, quindi non abbiamo più solo il prodotto fresco, i fiori recisi, ma abbiamo anche tutti i vari trasformati, si sta creando un sacco di interesse anche insomma fra i privati, quindi diciamo sì, è un voler insegnare quest'ambito a più persone possibili. Ecco. Come messaggio ai giovani non mollare perché è un periodo, sappiamo bene che periodo stiamo passando, però penso che sia anche un momento per crearsi la propria opportunità. Ecco. Il tutto è nato dal fatto che non volevo che tutte le fatiche dei miei nonni, dei miei genitori e della mia famiglia in generale venissero buttate al vento, per cui da lì, nonostante gli studi in altro, ho cercato inizialmente, ero appassionata sì, però non ero ancora entrata nel meccanismo, mentre col tempo sono proprio appassionata in questo mondo e voglio cercare di promuovere e di far capire alla gente l'artigianalità che ci può essere anche nel mondo del vino, che non è solo un prodotto industriale ma può essere un prodotto artigianale e che è anche dove veramente c'è solo manualità e dove ci sono delle realtà veramente significative, ad esempio nel nostro caso queste belussere che hanno un centinaio d'anni, che stanno diventando uniche perché purtroppo il mercato chiede altro e la maggior parte delle persone è stata costretta ad estirparle per optare in altro, e io cercherò di lottare fino alla fine per cercare di mantenere in piedi queste realtà e queste varietà che altrimenti non esisterebbero. Oggi invece ho deciso di creare delle etichette che riuscissero a portare anche nel packaging questa idea, per cui se dentro c'è un prodotto artigianale e attorno ciò che mi circonda è un qualcosa di artigianale, ho voluto appositamente creare queste etichette disegnate da me ad acquerello che rappresentassero la natura che mi circonda in questa azienda agricola, quindi gli animali, i fiori, e creando appunto un qualcosa apparentemente semplice, però in realtà alla fine della fiera comunque ha la sua, diciamo, ha il suo significato e sono contenta perché quello che vedo fuori è quello che ritrovo dentro e quello che si può ritrovare anche nella nostra azienda agricola. Ecco, sono contenta di esserci riuscita, secondo me. Ecco. Cioè, per me è così, per me è riuscito il progetto. Ai giovani, appunto, come diceva Margherita, direi di non mollare, ma anche di non rinchiudersi nel proprio orticello, di essere aperti al mondo e di volersi anche confrontare con gli altri, perché solo così si può crescere. Questa sera abbiamo voluto, durante la festa settembrina di Corvanese, far conoscere alla nostra cittadinanza queste nostre due concittadine, Annika e Margherita, che hanno ricevuto dei premi sia a livello regionale che a livello nazionale con dei progetti all'interno del mondo agricolo. Questo vuole essere un motivo di orgoglio per la nostra comunità, perché all'interno di questa ci sono delle ragazze che si stanno impegnando nel settore agricolo, raggiungendo degli obiettivi molto importanti, ed è giusto farle conoscere per il loro valore.
Oltre a questo penso che una serata come quella di questa sera possa essere anche da stimolo alle nuove generazioni per avvicinarsi al mondo della terra, al mondo agricolo, e quindi un tornare alle nostre origini, quelle appunto del lavorare sui nostri campi e lavorare le nostre colline. Questa sera è un'occasione importante per valorizzare e far conoscere due realtà straordinarie che ci sono qui a Corbanese, due ragazze che hanno pensato con le proprie aziende di valorizzare il prodotto, di dare valore aggiunto, chi in una maniera e chi nell'altra, ma soprattutto mettersi in gioco e fare tutto quello che serve per diventare imprenditrici e essere interessanti e diversi da tutti gli altri. Lo si è fatto con, da una parte, un packaging straordinario, unico, con delle immagini che valorizzano i prodotti, dall'altra, invece, in un territorio difficile, impervio, dare valore a questi fiori che possono essere sia edibili che anche comunque di guarnizione, di valorizzazione di piatti o nell'ambito della pasticceria. Perciò sono esempi comunque di ragazze che si sono messe in gioco, che hanno sicuramente fatto la differenza e dimostrano che con impegno, passione e con determinazione in prodotti che magari sono alla portata di tanti si possono comunque creare delle realtà diverse e con idee molto originali. Perciò essere premiati all'Oscar Green è un risultato straordinario e che l'ho fatto qui a Treviso e averne due in un piccolo paese come Corbanese è un orgoglio per la Coldiretti, ma un orgoglio per il territorio e per la comunità, perché sono da esempio per i giovani che sono sicuramente il futuro dell'agricoltura non solo trevigiana ma anche italiana.